Buona serata, eccoci ancora insieme con l'incontro sugli Atti degli Apostoli. Oggi parleremo di un capitolo ancora una volta fondamentale per comprendere che cosa succede nella Chiesa primitiva e parleremo della seconda parte del capitolo 17. Quello che comincia con il versetto 16 e si conclude proprio alla conclusione, alla chiusa del capitolo 17 con il versetto 34. Prima di procedere con la lettura vorrei che la regia mandasse in onda non le immagini ma i titoli che abbiamo pensato, aspettando, mai con le mani in mano, aspettando puntini puntini, mai con le mani in mano. Ecco, se non ci sono i titoli non importa, li do io. Il secondo titolo che abbiamo pensato è Atene, città di filosofi, e il terzo titolo è La verità da comunicare. È necessario che partiamo con una preghiera perché il nostro incontro deve essere un incontro che possiede una tensione spirituale, quindi la preghiera è la prima cosa che dobbiamo fare. E pregando io vorrei che lo facessimo proprio con una parte del capitolo 17. Seguitemi soltanto in questa preghiera, io mi premurerò di rendervi partecipi di questo momento ieratico, appunto, di questo momento di preghiera. Lode a te, Signore. Lode a te, Signore, che hai fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Sei Signore del cielo e della terra. Tu non abiti in templi costruiti da mano d'uomo, Signore. Non sei servito dalle mani nostre, Signore. Non hai bisogno di qualcosa. Tu dai a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Dai il respiro, Signore, a quelli che sono in difficoltà in questo momento di questa pandemia che toglie proprio il respiro, Signore. Tu hai tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra. Tu hai determinato i tempi storici, le epoche, i confini delle abitazioni, Signore, tu hai determinato tutto. Hai chiesto agli uomini che cerchino Dio. Tu non sei lontano, sei vicino a ciascuno di noi. Lode a te, Signore, perché tu sei vicino a ciascuno di noi. In te, Signore, ci muoviamo, viviamo, siamo. Come molti, anche non credenti, hanno detto e sanno. Siamo tua discendenza. Non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, argento, pietra, e lo sappiamo, Signore. Tu sei al di là dell'immaginazione umana. Loda a te, Signore, perché passando sopra i tempi dell'ignoranza hai comandato 2000 anni fa agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. Ti preghiamo per il ravvedimento, Signore, di tutti coloro che ascolteranno questa sera, se non sono ancora ravveduti, se non sono ancora convertiti a te, Signore Gesù Cristo, ti preghiamo per il ravvedimento. Per coloro che sono già ravveduti ti preghiamo per la crescita, perché tu hai fissato un giorno nel quale giudicherai il mondo con giustizia. Per mezzo dell'uomo che tu hai stabilito e al quale hai dato la resurrezione dai morti, Gesù Cristo. Lode a te, Signore, per questo, per tutto questo che abbiamo letto e studiato. Lode a te, Signore. Amen. Ecco, io ho cominciato con una preghiera proprio ricostruendo una parte di questo capitolo 17 di cui leggeremo.
Vorrei, prima di cominciare la lettura, dire due brevi cose che possono servire da introduzione. Vorrei ricordare che l'aeropago è il luogo di incontro, il tribunale, ma è anche un luogo dove si sviluppa l'attività culturale per gli ateniesi. Vorrei inoltre ricordare che Atene è una città che sente molto la tensione culturale, soprattutto in questi momenti del primo secolo d.C., quando Paolo ci rivolge questa parola che troviamo in Atti. Precedentemente Atene è stato anche un centro politico, le polis hanno avuto la loro importanza, ma molti anni prima, quasi 3 secoli o 4 prima di questi fatti, Atene e Sparta erano le due più grandi città della Grecia. Adesso Atene è indubbiamente seconda e forse anche terza rispetto a Roma. Nell'ambito dell'impero Atene non rappresenta una realtà politica, perché i giochi politici vengono fatti a Roma, ma rappresenta una realtà culturale e molti sono i filosofi. E tra questi filosofi vorrei ricordare gli stoici e gli epicurei. Gli stoici sono coloro che, dopo ne parleremo più diffusamente, sono convinti che la vita è dura e che va affrontata con particolare impegno ed eroismo. Vivere è quasi un eroismo. Per gli epicurei invece è il contrario, la vita deve essere affrontata con serenità e soprattutto con una tensione particolare nei confronti del mondo sensibile. Insomma, studiare per gli stoici, godere per gli epicurei. È di fronte a questa realtà che si trova Paolo. Ma prima di parlare più diffusamente di queste cose, voglio ricordare che Atene dal 27 a.C. è una provincia, scusate, è una provincia senatoria, è una città attica che si affaccia sul Mar Egeo, città di commerci, di attività, di grande ricchezza culturale, ripeto, piuttosto che di tensione politica. Ma proprio perché c'è una ricchezza culturale, i filosofi hanno lasciato un'impronta profonda. Anche diversi secoli prima, Atene respira ancora quello che è successo diversi secoli prima, Socrate, Platone, Aristotele, faccio soltanto questi nomi, per indicare che la Grecia è territorio di grande ricerca filosofica, di grande ricerca di studio. E nell'Aeropago, una collina che si estende su Atene, non vi è soltanto un luogo della legge, appunto perché la legge viene sostanzialmente da Roma, ma è un luogo di incontro e una cosa che potrebbe piacere anche alle signore e alle signorine, è un luogo di incontro anche di uomini e donne, perché le donne partecipano all'attività culturale, non sono per nulla emarginate. Sono importanti nella società greca, nella società ateniese. È in questo clima che si muove Paolo, aspettando, come volevo sottolineare dal titolo che pensavo di aver dato a questo ragionamento di questa sera. Aspettando, puntini puntini, mai con le mani in mano. Aspettando chi? Aspettando Sila e Timoteo, che si recassero da lui. Ecco che passo alla lettura del capitolo 17, cominciando dal versetto 16. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro, nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? Ed altri:
Egli sembra essere un predicatore di divinità straniere perché annunziava Gesù e la resurrezione. Presolo con sé, lo condussero su nell'aeropago, dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. Ora tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'aeropago, disse: Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino sulla faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini delle loro abitazioni, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte o dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, resuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di resurrezione dai morti, alcuni se ne beffarono e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Ecco che la cosa che mi colpisce immediatamente è questo: mentre Paolo li aspettava, perché il versetto precedente del capitolo 17 è il 15, che dice: quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ricevuto l'ordine di dire a Sila e a Timoteo che quanto prima si recassero da lui, se ne tornarono indietro. Lui sta aspettando Sila e Timoteo, ma è assolutamente interessante osservare che Paolo aspetta cercando di capire che cosa succede in questa grande città, in questa città che lui conosce essere carica di storia, di cultura e di filosofia e di arte. Vi faccio vedere, prego la regia di mandare in onda l'acropoli della città di Atene. Guardate queste due immagini come ci restituiscono l'idea di una città carica di tensione culturale e artistica. I musei di tutto il mondo testimoniano quella che è la potenza della Grecia e quella che soprattutto è stata la potenza della Grecia. Qui, ripeto, siamo in un tempo storico in cui la potenza politica militare greca è molto scesa rispetto a 300 anni prima, quando i greci riuscirono addirittura a confrontarsi con i persiani e a respingerli. Serse, Dario, ma qui siamo di fronte comunque a un retroterra di cultura e di tradizioni molto forte. E Paolo sta guardandosi in giro e sta cercando di capire, perché Paolo non è un turista, come può agire conoscendo al meglio e
cogliendo ogni sensibilità di questo mondo ateniese, cosa posso fare? Aspettando Sila e Timoteo. E quindi i presupposti che Paolo vede sono persino incoraggianti, perché è una città carica di sensibilità, tra virgolette lo metto, religiosa, una città di persone estremamente attente alla cultura e alla congiunzione tra cultura e religione. Dicevo che è una provincia senatoria, una provincia importante dal 27 a.C., è una città attica nel Mar Egeo. Il Partenone, questo luogo che abbiamo visto anche nelle immagini, è un luogo che richiama proprio la forza di Atene. L'Areopago poi è il luogo dove vige certamente una consacrazione al dio pagano Marte, ecco, per cui Marte è il dio della guerra, per cui Paolo parla di una certa religiosità che ha sentito, e l'Areopago è anche un luogo tribunalizio. Si trova ad ovest dell'Acropoli, di quell'immagine che abbiamo appena visto nel documento fotografico. Ecco che in questo luogo si incontrano uomini e donne e soprattutto questi filosofi che sono un po' la spina dorsale della cultura di questo tempo, gli stoici e gli epicurei. Vorrei raccontare qualcosa degli stoici, che tra il III e il II secolo a.C., uno dei loro punti di riferimento più importanti è stato Seneca, per esempio, sono stati significativi nella storia della filosofia greca. Hanno accolto molte tesi orientali, hanno sviluppato una riflessione sulla religione, ma soprattutto una visione del cosmo che è razionale. Per gli stoici ci sono due entità forti, l'entità della ragione e l'entità dello spirito. Gli stoici sanno che la felicità si raggiunge attraverso la virtù e la sapienza e l'accettazione degli eventi. L'accettazione degli eventi che vengono determinati dal destino, diremmo noi oggi. Anche la morte volontaria, il suicidio viene accettato, purché ci sia fortezza d'animo. Gli stoici sono un grande esempio culturale per quanto riguarda il mondo antico, perché sono portatori dei valori del cosmopolitismo, ecco, potremmo dirlo con parole semplicistiche che non sono per niente razzisti, e sono aperti a tutto. Su tutte le verità è meglio, pensate un po', sospendere il giudizio. Pensate un po' che gli stoici parlano addirittura di provvidenza. La provvidenza è la loro identità, nel senso che tutto provvede ad andare in una certa direzione, e la direzione è quella del destino alla quale noi tutti dobbiamo assoggettarci. Anche l'epicureismo è una disciplina particolarmente attenta. Gli epicurei tra il 341 a.C. e il 270 a.C. vive questo Epicuro, che dà il nome a questa scuola, che hanno una concezione, parlo di scuola proprio perché è una realtà quasi pedagogica, che hanno una concezione materialistica e meccanicistica, tutto è materia, e il sapiente deve raggiungere un equilibrio interiore attraverso il soddisfacimento dei propri bisogni. Lo chiamano in un modo particolare questo soddisfacimento dei propri bisogni, lo chiamano atarassia, cioè essere, potremmo dire oggi noi, sereni davanti alla realtà, senza timore della divinità. Hanno proprio il non timore di Dio. E il timore, il non timore di Dio si traduce anche in un non timore della morte, perché pensate, loro fanno questo ragionamento: se la morte c'è,
non ci sono io. Se io ci sono, non c'è la morte, quindi perché temere la morte? Dunque, gli stoici sopravvalutano i beni spirituali quando sono impostati in quella direzione di cui prima parlavamo, mentre invece gli epicurei svalutano molto i beni spirituali e sottolineano che bisogna godere la vita finché dura. A questi due mondi che sono contrapposti, Paolo si oppone con un ragionamento che in un certo senso prende una parte dell'uno e una parte dell'altro, ma non per fare compromesso, perché il cristianesimo non è mai compromesso, ma è capacità di andare a attraversare il mondo di questi e di quelli per cogliere l'occasione per dire a questi e a quelli che la verità è una sola ed è quella che viene da Dio. E siccome il suo punto di partenza è: guardate che voi siete estremamente religiosi, lo dice agli stoici, non agli epicurei. Gli epicurei non sono religiosi, ma gli stoici sì. E questo Dio sconosciuto, vedete, voi siete molto religiosi, ma addirittura io ho trovato un altare sul quale è scritto al Dio sconosciuto. Questo Dio sconosciuto io ve lo rivelo, e parla con un'autorevolezza che è una preghiera. Ecco perché io vi ho proposto di fare una preghiera su queste parole. L'autorevolezza di Paolo ancora una volta la riconosciamo, la confronteremo poi con altri passi, ma qui guardate, io mi sono raccolto 18 punti schema, ma sarò sintetico estremamente. Paolo dice 18 cose. La prima cosa che dice è che Dio ha fatto tutto il mondo. Ecco chi è Dio. Ragazzi, stoici, epicurei, ascoltate, ecco chi è Dio, colui che ha fatto il mondo e tutte le cose. 2. È il Signore di cielo e terra. 3. Non abita in templi. Facciamo vedere ancora queste immagini, per cortesia, regia. Non è in questi templi che abita né Marte né Giove né altri. In questi templi non abita nessuno. 4. Non ha bisogno di essere servito, come se avesse bisogno di qualcosa. 5. Dà a tutti il respiro. Quando io ho letto questa cosa ho pensato ai nostri malati di Covid, ma anche alle persone che soffrono di crisi respiratorie in certi momenti. Noi dobbiamo pregare il Signore perché dia il respiro. E 5. Dà a tutti il respiro. 6. Da uno solo tutti derivano. Qui Paolo esprime una valutazione creazionista. Dio è il creatore di Adamo e di Eva, ma da Adamo tutti derivano. Determina il tempo degli uomini, determina la storia. È lui che determina che noi siamo nati nel 1900 e i ragazzi che sono in regia sono tutti del 2000 e degli anni successivi. Determina lo spazio abitato. Molte volte a scuola mi è capitato di dire ai ragazzi: pensate, voi avreste potuto nascere a Napoli, a Roma, a Tel Aviv. Perché siete nati qui, a Udine, da dove vi parliamo? Chi vi ha fatti nascere qui a Udine? Senz'altro i tuoi genitori che si sono incontrati. Tu sei nato qui a Udine, o potevi nascere a Gemona, o potevi nascere a Napoli, ma chi determina il tempo e lo spazio è Dio, sta dicendo Paolo. Determina lo spazio abitato. Punto numero 9. Punto numero 10. Non è lontano da noi. Dio non è lontano da noi. Non è laggiù, irraggiungibile. Non è un Dio sconosciuto, signori stoici. E soprattutto, signori epicurei, non pensate soltanto che la soddisfazione dei sensi vi dia le risposte, perché c'è un Dio vicino a noi. In Lui viviamo. Punto numero 11. Punto numero 12. Anche i vostri poeti lo sanno. Signori, non vi sto dicendo niente di nuovo. Ai nostri laici, ai nostri atei del 2021,
2022, tra qualche giorno, potremo dire: non vi stiamo dicendo nulla di nuovo. Anche i poeti, anche gli scrittori, anche i filosofi lo sanno. 3 dici: siamo sua discendenza. 14, Dio non è pietra o metallo, non è adorando le statue di Maria, di Sant'Antonio o di Marte che si parla con Dio. 15, questo Dio chiede conversione. Gli uomini sono peccatori, tutti gli uomini sono peccatori e devono convertirsi a Lui. 16, Lui giudicherà il mondo. Quando si dice la buona e la cattiva notizia, la buona notizia c'è la conversione, c'è la porta aperta per te, la cattiva notizia, guai a te se non ci sei. C'era un poeta che si chiamava Francesco d'Assisi nel 1200 che diceva: guai a coloro che morranno nelle peccata mortali, intendendo dire guai a coloro che morranno senza il perdono di Dio. Non occorre fare statue che ricordano Francesco d'Assisi, però questa frase potrebbe essere una memoria che ci fa capire tante cose di questo assisiate, di questo uomo del Medioevo. Numero 16, giudicherà il mondo. Numero 17, per mezzo di un uomo, per mezzo di Gesù Cristo. Numero 18, questo uomo è da Dio ed è stato risuscitato. Giudicherà il mondo attraverso il giudice supremo che è Cristo. 18, questo Gesù Cristo giudicherà il mondo perché è stato risuscitato dai morti. Ora, la cosa più interessante, tra le cose interessanti che abbiamo sottolineato, è questa valenza di preghiera che noi possiamo fare e naturalmente un collegamento ad altri passi della scrittura è sempre opportuno ed è sempre doveroso. Negli Atti, al capitolo 14, tra i versetti 15 e 17, vi è un'altra affermazione paolina che ci rimanda a questa forte tensione che ha lui, perché lo spirito agita profondamente questo uomo. Atti 14, versetti 15 e 17, ve li leggo. Uomini, perché fate queste cose? Sembra proprio che dica: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Egli nelle generazioni passate ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. Queste sono le parole che dice a Listra, negando per coloro che avevano intenzione di fare un culto nei confronti di lui e di Barnaba, negando appunto l'atto cultuale. Non vi ricordate che l'abbiamo già letto? Assolutamente non prostratevi davanti a noi, noi siamo uomini, non siamo divinità, la divinità è solo una. Anche prima Corinzi, al capitolo 1, tra i versetti 20 e 25, ci rimanda a queste sottolineature che abbiamo trovato. Sembra proprio che parli con gli ateniesi. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo, poiché il mondo non ha conosciuto Dio. Mediante la propria sapienza è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci, ripeto, i greci cercano sapienza. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia, ma per quelli che sono chiamati tanto giudei quanto greci
predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, perché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Di fronte a queste parole, a questi concetti e soprattutto ai concetti di cui abbiamo parlato nei versetti 24 e successivi fino al 31, il Dio che non conoscete, io ve lo annunzio. Di fronte a questi concetti, una triplice risposta. Si può ridere e beffarsi quando voi parlate con i vostri amici, soprattutto con quelli che hanno più confidenza con voi. Se parlate di Cristo e della resurrezione dei morti, sentirete qualche risatina. Sentirete anche un'altra risposta. La prossima volta. Questo è troppo difficile. Quando sentivo parlare di resurrezione dei morti, alcuni se ne beffarono, altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. La terza risposta che si può dare è credere. Sì, mi hai convinto. Oggi il mondo vive in questa tripartizione: il rifiuto assoluto di Dio, il rinvio, ci penseremo, e la fede. Tu da quale parte vuoi stare? Ricordati però, prima di rispondere a te stesso, che non devi rispondere a me, che il rinvio in se stesso è un rifiuto. E questo uomo che parlava e che fu portato dagli ateniesi, dai filosofi, su questo punto importante della vita, che è l'aeropago, che potrebbe essere una specie di incontro pubblico di vasto respiro, che potrebbe essere paragonato al giornale, alla televisione. Questo Paolo, senza temere persecuzioni, che peraltro non sono giunte, senza temere i risolini degli abitanti e dei filosofi di questa città, sollecita la cultura, è molto pronta ad assentire tutti, a sentire, ascoltare. Paolo dice con chiarezza quello che può dire anche a noi oggi: il rinvio è un rifiuto. Non rinviare il problema, perché il tuo rinvio lo troverai sempre davanti ai tuoi occhi. E allora concludiamo questa parte e ci incontriamo più tardi per la discussione, ricordandoci le parole dell'Apostolo e quindi con una preghiera. Dio, Signore, tu hai fatto il mondo e tutte le cose che sono in esse. Tu sei il Signore del cielo e della terra. Tu sei colui che ci fa vivere, muovere, respirare. Ti preghiamo, Signore, per i malati di Covid che in questi giorni soffrono per mancanza di respiro, per tutti quelli della nostra città, per tutti i malati di Covid della nostra regione, per tutti quelli del mondo, Signore. Ti preghiamo perché sappiamo che tu sei una divinità che non è simile a oro e argento, ma sei un Dio che va al di sopra di ogni giustizia, perché la tua giustizia è stata stabilita attraverso Gesù Cristo, resuscitato ai morti. A Lui sia la gloria. Amen. Arrivederci, ci ritroviamo con voi che avete il pass per entrare, e a tutti gli altri che ci hanno seguito invitiamo a conoscere le attività della Chiesa Cristiana Evangelica di Udine. Ci troviamo in via Croazia. Se qualcuno vuole venirci a trovare la domenica mattina alle 10, 10 e un quarto circa, prima delle 10:30 perché entriamo in diretta, per chi vuole invece seguire la diretta, appunto, alle 10:30 ogni domenica, a Dio piacendo. Grazie e buona serata.